Per il secondo anno consecutivo Agricultura si trova a Treviso, dando luogo alla seconda edizione del gemellaggio enogastronomico Calabro-Veneto. È un evento di grande importanza che sta istituzionalizzandosi in questa splendida cittadina del Veneto. Parliamo di Treviso, naturalmente, città di cultura molto civile e molto elegante, ricca di storia e di arte. Noi adesso ci troviamo proprio sotto la facciata della chiesa di Santa Maria Maggiore, che è un chiarissimo esempio di arte gotica, dove praticamente diamo luogo a questa nuova edizione del gemellaggio e a questa nuova edizione, a questa nuova puntata della trasmissione Agricultura. Con me sono presenti ovviamente il presidente del Consorzio di tutela IGP Olio di Calabria e il project manager di tutto questo fare del gemellaggio, che è il signor Francesco Sorrenti, che è vicino a noi e che adesso sentiremo per un primo saluto. Questo gemellaggio enogastronomico riguarderà essenzialmente i due prodotti di punta delle due regioni interessate, per la Calabria l'olio IGP di Calabria e per il Veneto ovviamente tutta la parte enologica con il vino e il prosecco in particolare. Quest'anno si aggiunge a queste due eccellenze una terza componente, che è quella del tartufo nero del Pollino, che questa sera durante la manifestazione sarà presentata e sarà divulgato. L'obiettivo è quello di promuovere i prodotti di eccellenza delle due regioni e diciamo, fare in modo che attraverso lo scambio culturale fra queste due regioni vengano promossi anche i prodotti gastronomici. Presidente, ritengo che lei sia particolarmente soddisfatto di questa seconda edizione del gemellaggio. Certo, questo secondo anno che svolgiamo qui a Treviso non può che essere di grande soddisfazione per noi, e ringraziare anche il dottore Sorrenti di questa organizzazione e di questo incoraggiamento a proseguire su questo gemellaggio che non può che farci veramente bene, perché parliamo di eccellenze regionali ormai conosciute in tutto il mondo, e ancora di più poter avere l'occasione di divulgare, di fare apprezzare, far conoscere quelle che sono le nostre produzioni di grande pregio è veramente una cosa importante ed è una cosa che ci fa piacere enormemente. Franco Sorrenti, precisiamo che è un amico trapiantato a Treviso ma dalle chiare origini calabresi, il quale molto cortesemente si è prestato, diciamo, a svolgere questo ruolo, che lo fa in maniera encomiabile. Ritengo che diciamo anche per te, Franco, ci siano state delle soddisfazioni per questo secondo avvenimento del gemellaggio. Sì. Intanto vi ringrazio, perché per me è un vero piacere poter essere, diciamo, utile a questa bellissima, chiamiamola, manifestazione che al secondo anno, e l'anno scorso abbiamo in qualche modo dato inizio e abbiamo pagato qualche piccolo scotto nell'organizzare, ma quest'anno, secondo le previsioni mie, di Guido e anche di Gianni Efri, che hanno collaborato attivamente con me, come anche di Massimo Zanta, che è un amico al quale si è aggiunto a noi,
e speriamo che la cornice scelta soprattutto per la serata dell'evento questa sera alla Ghirada è una cornice abbastanza prestigiosa, ma la partecipazione intanto si è raddoppiata numericamente. Questo è un bel segno che i prodotti calabresi sono apprezzati, che aggiungeremo anche grazie alla componente della Holy Music un fattore musicale importante con dei partecipanti, cantanti, musicisti professionali di ottimo livello, e anche la componente così da un punto di vista del vino. Avremo dei vini che si sposano con l'enogastronomia sia calabrese che veneta, e anche una piccola parte del Friuli che hanno voluto e ci hanno onorato di essere con noi, che darà ulteriore prestigio a questo nostro evento, perché insomma non è facile sposare due regioni. Io che sono cresciuto fino da ragazzino, sono cresciuto giù in Calabria, ma poi ho passato gran parte della mia vita a Treviso, che è la mia città d'adozione, ma sposare due realtà così lontane, anche se oggi le distanze si sono ridotte temporalmente, ma ciò non toglie che è sempre un piacere per chi ama la propria terra d'origine e la propria terra d'adozione. Poi consentitemi questo piccolo amarcord, insomma, con Massimino Magliocchi c'è un legame direi familiare tra la mia famiglia e la sua. I nostri genitori erano molto amici, siamo rimasti sempre amici, i fratelli anche, e questo, anche se un piccolo così un piccolo inciso, diciamo, di amarcord lo chiamo io, ma insomma è importante anche per dare ulteriore spessore a tutto questo nostro fattivo, insomma, contributo alla Calabria e al Veneto. Con noi Guido Bertolazzi, uno degli organizzatori di questi eventi che riguardano il gemellaggio enogastronomico calabro-veneto, che si celebra oggi qui a Treviso nel 20 settembre del 2019. Stamattina abbiamo fatto l'incipit della trasmissione Agricoltura in una splendida, deliziosa piazzetta di Treviso, nel centro di Treviso, che esprime la grande arte e la grande cultura che esprime questa elegante città. E allora a lui volevo chiedere delle notizie circa la chiesa di Santa Maria Maggiore, che stamattina abbiamo visitato e che, diciamo, ha destato molto interesse. Beh, è una chiesa particolare, intanto è un santuario e per i trevisani Santa Maria Maggiore è Madonna Granda. La Madonna Grande, no? È quella che ha salvato la città e i cittadini. In più questa chiesa, che è una chiesa romanico-gotica, con addirittura degli affreschi del Tommaso a Modena molto importanti dentro, conserva le catene di San Girolamo Emiliani. San Girolamo Emiliani, che era un condottiero, un capitano molto anche bravo nelle arti di guerra, che si è convertito. Per la sua conversione era stato imprigionato, chiaramente adesso faccio la storia breve, era stato incatenato e la Madonna lo ha liberato. Nella chiesa sono conservate le catene che imprigionavano San Girolamo Emiliani. Per i trevigiani, dicevo, è forse la chiesa più importante, più rappresentativa. Tutti gli anni in segno di devozione, da quando esiste la chiesa, una volta era il podestà e oggi è il sindaco, il 15 agosto viene portato un cero di ringraziamento alla Madonna che protegge la città come ha sempre fatto. È una chiesa che ha
un valore affettivo per i trevigiani importantissimo, oltre chiaramente all'importanza storica e al valore delle opere che sono conservate. È gestita dai padri Somaschi perché, anche se hanno sede a Bergamo, San Girolamo Emiliani, dopo la conversione, è stato il fondatore dell'ordine e siccome lì è stato liberato dalle catene dalla Madonna, la chiesa è stata affidata all'ordine dei padri Somaschi. La città di Treviso è legata anche a Dante Alighieri. Stamattina abbiamo fatto un giretto e ci siamo visti, diciamo, il monumento che esiste sul ponte. Dante nella Divina Commedia, nel canto nono del Paradiso, cita Treviso, passava per Treviso, ne cita la bellezza della città, ne cita la bellezza della gente di Treviso e la descrive, la chiama la città dove Sile e Cagnan si accompagna. È quel ponte che abbiamo visto, dove c'è la stele dedicata a Dante, dove il Cagnan, che è un fiume che attraversa la città per un verso, si unisce al più importante Sile, che attraversa tutta la città lungo la riviera. E anche questo è un motivo chiaramente di vanto per noi trevigiani. Dante era innamorato di Treviso e l'ha decantata molto bene non solo nella Divina Commedia, ma anche in altre sue opere. Ed è un punto forse tra i più belli di Treviso, perché il Sile fa una curva proprio, sembra che accompagni la città e i trevigiani quando escono dalla città, e arriva poi a quello che una volta era il porto, perché Treviso aveva il suo porto fiera, dove arrivavano i battelli che si risalivano dal mare, dall'Adriatico fino alla città. Il gemellaggio enogastronomico calabro-veneto oggi celebra la sua giornata qui a Treviso. Questo gemellaggio è incastonato all'interno di un progetto comunitario gestito dall'Associazione L'Olivicola Cosentina, il cui responsabile tecnico, l'ingegnere Alfonso Ruffo, è qui con noi questa sera. Ci vuole dire gli obiettivi di questo progetto e le finalità? Bene, il dottor Ianotta ha detto bene che c'è un gemellaggio che è partito dallo scorso anno tra la Calabria e il Veneto, e in particolar modo tra Rende, Cosenza e Treviso, sia per affezioni culturali che per affetti tra Rende e Trento, che spesso rinnoviamo. Perché questo progetto? Il progetto è proprio nel raccontare, il fine principale in questa fase è quella di raccontare quella che l'Associazione Olivicolo Cosentina mette in atto sul territorio con il programma approvato il 2018 a valere sul regolamento 611 del 2014 e 615 del 2014, cioè raccontare quello che fa a favore dell'agricoltura, dell'olivicoltura e dei produttori olivicoli per il miglioramento della qualità, raccontare quanto si mette di buono sul territorio affinché si ottenga un prodotto di straordinaria qualità. Nell'ambito della manifestazione legata al gemellaggio enogastronomico calabro-veneto,
già iniziato l'anno scorso con i 2 prodotti di punta di eccellenza delle 2 regioni, cioè l'olio IGP di Calabria e il Prosecco, vino notoriamente veneto. Quest'anno si aggiunge un'altra eccellenza della regione Calabria, che è quella del tartufo nero del Pollino. Con noi questa sera c'è il presidente dell'associazione Tartufi e Tartufai, il professor Mario Galima, al quale vogliamo chiedere che cosa ha portato qui nel Veneto a giustificazione della presenza di questo prodotto di eccellenza del territorio calabrese e del Pollino in particolare. Ma a noi come sempre cerchiamo di portare il nostro territorio, perché il nostro primo veramente sta diventando sempre più importante, è appunto quello di promuovere il territorio attraverso tutti i nostri prodotti, tutta la nostra biodiversità, che è così tanta e così grande da riempire veramente ogni argomento, dall'ambiente, dai prodotti, ripeto, dai prodotti biologici tipo l'olio che voi egregiamente state portando avanti in maniera sempre più incisiva, e noi col nostro tartufo, che anche quello è una nicchia forse ancora più da scoprire, anzi c'è tanto da scoprire ancora, perché essendo un prodotto naturale della terra di cui ancora adesso si sa molto poco. Infatti quest'anno noi avremo, ecco, nell'ambito di questa, della nostra storia, della nostra tradizione, nell'ambito della nostra cultura, avremo delle persone che arricchiranno questa nostra conoscenza sul tartufo, perché avremo un simposio, avremo un convegno di circa una settimana della Confederazione Europea dei Micologi, per cui abbiamo già 130 iscritti, che sono tutti ordinari, la maggior parte ordinari di scienze botaniche, di agricoltura, di scienza dell'alimentazione, per cui il connubio agricoltura e alimentazione, che vengono da tutta Europa, dalla Norvegia alla Bulgaria, alla Cecoslovacchia, insomma, Portogallo, Spagna. Siamo veramente soddisfatti, un grande lavoro, dottore, però una grande soddisfazione. Nell'ambito di questo nostro fare, di questa nostra disponibilità, continuiamo certamente quelle che sono le collaborazioni, e con il consorzio olivicolo noi già da anni, lei lo sa benissimo, già da anni collaboriamo e continuiamo, ed io sono qui anche con sacrificio questa volta, perché domani mattina io devo ripartire, perché la data del convegno, al quale voi siete pure i nostri sponsor, è arrivata al 6 di ottobre, quindi comunque faremo cose buone. Ho portato dei tartufi, anche se questo periodo non è buono, non abbiamo l'uncinato famoso, insomma, però c'è il nero del Pollino e ci sono dei prodotti che... Presidente, noi sappiamo che, diciamo, in Italia in generale i tartufi più conosciuti sono il tartufo bianco delle Langhe e il tartufo nero umbro di Norcia. Sì, sì, sì. Io credo che questa sia una grande occasione, il palcoscenico di questa sera qui a Treviso, proprio per far conoscere, per divulgare, per far sapere alla gente che esiste questo prodotto, che è di grandissima eccellenza, non solo al palato, quindi dal punto di vista sensoriale, ma anche dal punto di vista salutistico, perché è un prodotto pieno di antiossidanti e noi sappiamo che conferisce benessere e salute al consumatore. Sì, come dire, le speciali dote nutraceutiche che ha il tartufo, e in particolar modo il nostro, voglio dire, il nostro, perché è forse probabilmente molto più selvatico, quindi non è indotto a trasformazioni, per cui tante volte noi troviamo dei tartufi che hanno un profumo eccezionale. Voglio dire, questo è sempre per promuovere quello che è
un prodotto di nicchia, perché il tartufo, specialmente quello selvatico, rimarrà sempre un prodotto di nicchia, perché è il tempo che ne regola, lo difende e regola poi la produzione. Comunque è molto molto importante che si dica, si faccia, anche perché gli umbri hanno un ottimo tartufo che è quello pregiato, nulla a discutere. Le Langhe hanno il bianco, però l'abbiamo pure noi. Noi ne abbiamo di prodotti, delle volte anzi capita che qualche commerciante un po' distratto, voglio dire, lo prende qui da noi e lo vende, sono cose commerciali che possono capitare. E a questo proposito noi abbiamo registrato il marchio I Tartufi del Pollino, almeno il perimetro del parco è nostro, è particolarmente nostro. Il presidente dell'associazione Artway di Treviso, Massimo Zanda, vorremmo parlare questa sera non solo di gemellaggio enogastronomico calabro-veneto, ma anche degli aspetti culturali a questo gemellaggio connessi. Ieri sera siamo stati a cena insieme e io sono rimasto abbagliato dalla cultura di quest'uomo, il quale ci ha raccontato delle storie veramente incantevoli. Adesso io vorrei che i telespettatori della nostra trasmissione Agricoltura prendano beneficio da questo signore, il quale ci racconterà. In primo luogo io le voglio chiedere, ci può spiegare con i tempi televisivi ovviamente che cosa è stato il rapporto tra Leonardo da Vinci e il vino e la viticoltura? Allora, Leonardo da Vinci era un amante del vino ed era un amante del fare il vino e tutta la sua vita lo ha dedicato proprio alla ricerca di questo. Prova ne sia che quest'anno al Vinitaly, con il presidente Zaia e con l'associazione della Congrega del Tabarro, che è la titolare del marchio Malvasia, abbiamo presentato questo progetto culturale. Il progetto culturale consiste in Leonardo da Vinci che arriva a Venezia nel 1500. Arriva a Venezia ovviamente cacciato dai francesi perché gli avevano espropriato la sua vigna, la sua vera proprietà, che era una vigna di vino Malvasia, e a Venezia deve trovare una sua ricollocazione. Lì il Doge Doge Barbarigo gli chiede di trovare un sistema difensivo da studiare contro i turchi e lui inventa il Mose rovescio, cioè un'idea di, anziché bloccare l'acqua come il Mose, un'idea di deviare il fiume Isonzo e allagare i territori. Il Doge è felicissimo, ricompensa Leonardo e Leonardo comincia a girare nei Baccari di Venezia. I Baccari di Venezia sono i bar. L'idea dei famosi Baccari importanti si chiamano Malvasie, perché erano quelli abilitati a vendere il vino importato dal mare. Le Malvasie è una cosa importantissima per Venezia perché aveva l'esclusiva mondiale all'epoca della vendita di questo vino. Famoso è il Piero Querini che nel 1432 parte con una nave piena di Malvasia dall'isola di Candia, cioè di Creta, e va su nelle Fiandre per consegnarla e lì, a quel punto lì, capita una cosa straordinaria. La nave affonda, si salvano in 10 e questi vengono portati dalle correnti alle isole Lofoten in Norvegia e scoprono lo stoccafisso, il famoso baccalà. Senta, io vedo che lei ha in mano una bottiglia meravigliosa con la scritta Malvasia con la R. Io, diciamo, nei riferimenti che si possono cogliere nel rapporto Calabria-Veneto, devo ricordare anche che da noi esiste questo vitigno, questo della Malvasia, di quest'uva così dolce, e in dialetto calabrese viene chiamata proprio Malvasia, esattamente con la R. Io penso che le origini greche, da cui noi abbiamo preso molta cultura e molte cose, abbiano la stessa matrice di quella che poi sbarcò a Venezia e di cui il Doge fece una specie di DOP. Ma io credo proprio di sì, nel senso che l'Italia è un'importante penisola piena di grande cultura da nord a sud Italia e a maggior ragione queste cose qui avvalorano questo aspetto qui. Noi ne siamo felicissimi di questo. Senta Massimo, ieri sera abbiamo fatto un'altra dissertazione anche su Marco Polo e sulla storia legata al suo testamento.
vuole diciamo, raccontare ai nostri telespettatori velocemente. Allora, Marco Polo è ovviamente il grande scopritore di mondi e aperture di grandi vie commerciali tra Venezia e l'Oriente. Aveva in mano il famoso passaporto d'oro che gli era stato donato dal Gran Khan proprio per poter passare i vari territori in modo rapido, senza avere nessun tipo di richiesta particolare. E quando morì lasciò tutto in modo stranissimo alla moglie e alle 3 figlie femmine. Una cosa talmente inusuale nell'anno 300, figuratevi, dove i beni immobili dovevano essere sicuramente lasciati ai figli maschi, e non avendo figli maschi subito come si dice, i mariti delle varie mogli hanno cercato di impossessarsi delle proprietà riferite alle mogli. Queste si sono impuntate, hanno ripreso il prete notaio che all'epoca aveva notificato l'atto e hanno fatto capire che il padre voleva lasciare tutto alle figlie, e questo ha dovuto accertare questo. Quindi diciamo che questo vecchio documento di fatto ha una modernità inserita all'interno straordinaria, perché nel 300 non si lasciava certo tutto alle figlie. In realtà possiamo dire che questo testamento alla fine rappresenta la vera prova dell'esistenza di Marco Polo, perché al di là dei miti, delle mitologie, eccetera, intorno alla sua vita, alle sue avventure, anche lo stesso libro che ha scritto lui, Il Milione, diciamo, chissà a chi è attribuibile, però questo testamento effettivamente può essere la testimonianza. No, questa è sicuramente la testimonianza reale dell'esistenza di Marco Polo, perché sono elencate dei lasciti che provengono solo dall'Oriente, e quindi non potevano che non venire dall'Oriente, quindi di fatto abbiamo una certezza assoluta. Poi nel volume che la Scrinium, l'azienda che ha sviluppato questo progetto, riproducendo il testamento nella stessa pergamena in cui è deposto alla Marzana oggi, abbiamo trovato uno storico cinese che ha dato il punto di vista asiatico sui viaggi di Marco Polo per la prima volta, quindi abbiamo una seconda testimonianza importante. Poi vi do una news: a Treviso è stato trovato proprio recentemente una ricevuta relativa ad un prestito che Marco Polo aveva fatto ad un commerciante, e quindi questa dà un ulteriore rapporto di realtà della vita di Marco Polo. Bene, non ci resta che aspettare la serata in cui praticamente avremo modo di degustare questi prodotti enogastronomici calabresi che riguardano i salumi, i formaggi e soprattutto il tartufo nero del Pollino, oltre naturalmente ai 2 prodotti di punta delle eccellenze regionali che sono l'olio e il vino. Avremo dei piatti particolari, ci aspettiamo una grande cosa anche dal punto di vista sensoriale. Sicuramente sì, e vi voglio semplicemente ricordare che abbiamo 2 ottimi vini, ovviamente del territorio, abbiamo il Prosecco di Martignon e il nuovo Rosé di Pizzolato, che ha creato una bottiglia gioiello proprio per il target femminile, una cosa straordinaria. Dalle cucine del ristorante Cantera, dove questa sera
ci sarà questa grande manifestazione per il gemellaggio enogastronomico calabro-veneto, dove si degusteranno, diciamo, tutti i prodotti calabresi, a cominciare dai salumi per andare, diciamo, ai formaggi, per andare fino al tartufo nero del Pollino, oltre che naturalmente ad altre specialità come per esempio anche la rosamarina pepata sia del Tirreno sia dello Ionio. Detto questo, vorrei chiedere allo chef Antonio Sorice che cosa ha preparato per unire queste due culture anche in campo gastronomico e per rappresentare le due regioni questa sera nel menù. Bene, buonasera, benvenuti, ristorante Cantera. Niente, praticamente sarà l'unificazione di terre, il fungo del Montello col prodotto tipico calabro. Diversi anni fa, tramite l'APCE, Associazione Professionale Italiana Cuochi, c'è stato già un inserimento veneto, c'è stato un inserimento con la terra della Calabria. Stasera avremo principalmente prodotti insaccati calabri, salsiccia, salamino piccante e si cercherà di unire il risotto, quindi facciamo il risotto con fungo del Montello, pioppetto, porcino, con del grattugiato di tartufo e una tagliata di manzo dell'allevamento qui in zona del Montello praticamente, con abbinamento dell'olio tipico calabro, praticamente. Dolce col piccantezza dell'olio calabro che a molti piace. Bene. E infine poi ci sarà un dolce fatto completamente con olio d'oliva, accompagnato con una crema chantilly, anch'essa lavorata con olio d'oliva, quindi niente burro o altri derivati, e verrà accompagnato con dei fichi al miele, sempre prodotto calabro, e dei fichi al cioccolato che verranno abbinati nel piatto finale praticamente. La celebrazione delle eccellenze delle due regioni, Calabria e Veneto, per il Veneto ovviamente non si poteva non citare il baccalà, in particolar modo il baccalà alla vicentina. Questa sera noi abbiamo il venerabile cavaliere della confraternita del baccalà alla vicentina, che praticamente si chiama Giancarlo Andretta. Ci può dire praticamente di che cosa si occupa la sua confraternita e come viene celebrata, diciamo, questa eccellenza del baccalà alla vicentina? La confraternita compie 32 anni, abbiamo festeggiato un paio d'anni fa il trentennale in pompa magna. Da precisare che baccalà per i veneti corrisponde allo stoccafisso del resto del mondo, quindi non facciamo confusione, si parla di stoccafisso. La ricetta sembra derivi dalle isole Lofoten, dove Piero Querini è naufragato e lì ha scoperto lo stoccafisso. È uno stoccafisso bagnato che poi viene cotto a bassa temperatura con un soffritto di cipolla, la sarda, un po' d'acciuga, il parmigiano reggiano e il latte, oltre all'olio ovviamente. L'associazione si propone di diffondere l'utilizzo di questo piatto che stava scomparendo, e per questo che è nata circa 30 anni fa, e stiamo festeggiando adesso la solita ricorrenza annuale. Abbiamo fatto la cena di gala a 812 persone mercoledì scorso, adesso arriverà qualche altro migliaio di persone nel corso dei 10 giorni di festeggiamenti. Guardo dentro agli occhi della gente, cosa cerco lo so, forse un uomo, e me che cammini come me all'altra parte della strada.
Abbiamo con noi questa sera Tiziano Spigariollo, che è il produttore di questo vino Malvasia, di cui parlavamo prima all'inizio con l'amico Massimo Zanda, al quale do la delega di presentare questo illustre personaggio. Questo illustre personaggio è il presidente della Congrega del Tabarro, anzi quest'anno fa proprio i 20 anni, e si occupa di tradizioni, di cultura, di cibo, di manualità, di artigianalità e soprattutto di quella capacità che è tutta legata al nostro territorio di fare le cose con il cuore. E allora ci può illustrare, diciamo, la sua attività, i suoi prodotti e, diciamo, le sue eccellenze? Diciamo che l'associazione ha fatto molto in questi anni, ha recuperato degli antichi prodotti orticoli del territorio, primo fra tutti il radicchio Verdon Cortel, che è iscritto nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari particolari, e poi in occasione dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci e in occasione del ventennale della fondazione dell'associazione abbiamo pensato di presentare al Vinitaly non un vino ma una proposta culturale. La proposta culturale nasce dal fatto che Leonardo da Vinci aveva avuto in dono da Lorenzo il Magnifico, da Ludovico il Moro, una vigna in Milano per il suo dipinto Il Cenacolo, l'Ultima Cena, e quindi particolarmente una vigna di Malvasia, e quindi molto caro il Malvasia a Leonardo. Poi Leonardo nel 500 viene a Venezia, chiamato dal doge Agostino Barbarigo per progettare una difesa da terra contro i turchi, e Leonardo si inventa un Mose roverso, cioè anziché arginare l'acqua doveva fare in modo che l'Isonzo straripasse e così allagasse la pianura. Noi sappiamo che da sempre la costa veneta, istriana, dalmata, fino a Rodi, Corfù, eccetera, è sempre stata grande produttrice di vino Malvasia. Per cui l'omaggio a Leonardo non poteva essere che del Malvasia, e questo nome, Malvasia, vuol dire il Malvasia vino da mare. Love is golden and what they shine. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make a paradise. A little we know of it, still we can try to make it go of it. We might have demands for it. Con noi Giancarlo Andretti, e questa volta, diciamo, nelle vesti di un'altra associazione di cui ci parla anche l'amico Massimo Zanda. Diciamo che l'associazione degli amici del Merlin Cocai è una antica associazione che è nata per sostenere Teofilo Folengo, il famoso frate che nel 400 ha cominciato a scrivere dei libri straordinari di cucina, che tutt'oggi vengono ovviamente portati avanti con della sapienza straordinaria. Vi metto lì una cosa molto semplice: ci sono i piatti della penitenza, e giusto quest'anno abbiamo fatto un pranzo di penitenza dove mi trovo un'anatra arrosta, al che alzo le mani e dico: scusate, questa è carne, non è pesce. No,
giustamente hanno detto il Doge tal dei tali aveva previsto che siccome l'anatra è un animale che vive prettamente in acqua è equiparabile al pesce e quindi questo è un piatto che si prepara in questo modo qui, quindi si può mangiare in penitenza. E quindi lei ci vuole spiegare, diciamo, quali sono le finalità di questo? La definizione non è esatta perché Teofilo Folengo in realtà ha pubblicato un testo solo di ricette. L'associazione ha una doppia anima: da un lato diffonde l'opera di Teofilo Folengo, ogni anno facciamo delle ristampe anastatiche delle sue opere, abbiamo soci diffusi in tutto il mondo, abbiamo studenti che fanno tesi di laurea su Teofilo Folengo, Cadice, New York, Tokyo, quindi abbiamo anche giapponesi che si interrogano di questa cosa. Di pari passo va avanti l'opera di divulgazione della cucina, quest'anno è appena iniziata la 29esima rassegna di cucina rinascimentale e basandoci sugli testi dell'epoca, sui ricettari dei famosi cuochi, riproponiamo ogni anno delle ricette diciamo innovative, anche se in realtà sono di 500 anni fa. Con noi questa sera il conte Andrea Czarnowski Lucchesi, che è il proprietario di una acetaia estense, molto famosa e molto storica, che rappresenta una delle eccellenze della regione veneta, che vengono questa sera degustate e illustrate in questa manifestazione calabro-veneta. Al conte chiediamo del suo prodotto, della storia della sua azienda e che cosa rappresenta oggi in Italia e nel Veneto la sua produzione. Dunque, l'acetaia ducale estense nasce a Ferrara nel 1550 ad opera di Cristoforo Messisburgo, che era lo scalco della famiglia Este, che era molto appassionato di cucina e decise di creare un condimento per marinare e conservare i cibi che all'epoca era difficile conservare perché non c'erano i frigoriferi evidentemente, e in occasione dei ricevimenti e dei banchetti. La famiglia Este ha sempre prodotto poi per tradizione questo aceto che si chiama Sopraffino, il nome storico, sia da quando era a Ferrara e poi a Modena. Questa tradizione finì quando il Ducato di Modena passò al Regno d'Italia e le acetaie furono disperse in Piemonte ad opera di Savoia. E noi abbiamo ricostituito con mio cognato, che è l'ultimo duca d'Este, le acetaie, però per una questione familiare sono adesso nel Veneto e le abbiamo fatte però nella stessa maniera in cui erano state fatte, ricostruite dopo il passaggio di Napoleone fine 1700 a Modena. Abbiamo ritrovato la stessa famiglia che faceva le botti, appunto, famiglia, abbiamo potuto rifarle nella stessa maniera. Dunque le acetaie oggi sono qui nel Veneto. Noi produciamo questo aceto che possiamo definire il papà dei balsamici, che si chiama appunto Sopraffino, e poi anche degli altri tipi di aceto che abbiamo declinato col nome di vinagro e che sono degli aceti diciamo più di uso diverso e meno invecchiati rispetto a quello del Sopraffino. Comunque poi a fianco a questi prodotti abbiamo anche una linea che abbiamo dedicato del vinagro del Dogado di Venezia, che sono appunto dedicati e più consoni all'utilizzo nei piatti veneti, tipici veneti. Questa è un po' la nostra storia e adesso forse bisognerebbe degustarli. Quindi nella sua produzione possiamo rilevare anche qualche cosa che ricordi il gemellaggio Calabria-Veneto. Lei
produce qualcosa con gli elementi di queste due regioni. Esattamente, noi siamo credo uno dei pochissimi, se non gli unici produttori di un aceto con il peperoncino che facciamo venire proprio appositamente dalla Calabria. È un particolare tipo di aceto che molto evidentemente piccante, che ben si abbina al condimento di insalate, soprattutto quelle più moderne. Il Conte Andrea a questo punto farà un piccolo assaggio del suo super prodotto, l'aceto Estense, e ci illustrerà, diciamo, le caratteristiche sensoriali, organolettiche di questo aceto. Allora, questo aceto si chiama Vinagro, è un aceto agrodolce di Pinot Grigio in purezza, è molto fruttato e fresco e bene si abbina sia per marinare il pesce sia d'estate per l'utilizzo sulle insalate o per chi non vuole lasciare traccia di colore come lasciano gli aceti di vino rosso nelle pietanze. L'amico Massimo voleva fare un piccolo inciso a questo riguardo e voleva chiederle qualcosa di particolare. No, volevo semplicemente chiedere una curiosità. L'aceto noi l'abbiamo sempre visto come un qualcosa di sgradevole, ma quella volta il centurione a Cristo, che cosa ha offerto? Allora, i soldati romani avevano sempre con sé dell'aceto ed era considerato come un disinfettante, quasi un'aspirina di oggi, se vogliamo mettere, e dunque era un bene molto prezioso per disinfettare l'acqua o anche delle ferite. Dunque il centurione, quando ha fatto questo gesto nei confronti di nostro Signore, è stato un gesto di pietà, di carità, non di spregio. Purtroppo noi pensiamo oggi che l'aceto sia un prodotto di scarto, ma in realtà, come tutte le cose, una volta non lo era, e come tutte le cose, quando deve essere buono, deve essere fatto con materie prime di qualità. Yo vengo desde Bayamo, monumento nacional. Yo vengo desde Bayamo, compadre, monumento nacional. Y aquí te vengo a cantar con sentimiento cubano y guantanamera, Guajira, Guantanamera. Siamo in compagnia di Leydis Mendez, una stupenda cantante cubana che è intervenuta questa sera nella nostra manifestazione di gemellaggio calabro-veneta e con una splendida voce veramente entusiasmante. A me ricordava Amalia Rodriguez, la grande Amalia, e che a lei volevo chiedere se fra i segreti, tra virgolette, della sua voce c'è anche quella che è dovuta al consumo di olio di oliva. Senz'altro, rigorosamente l'olio di oliva cura la voce, cura la salute, l'anima, cura anche l'anima. Ecco, lei sta dicendo una cosa particolarmente interessante, l'anima, perché è la parte spirituale che è legata poi anche alla parte sensoriale, un po' come la sua musica che ci ha mandato poco fa in estasi. La ringrazio molto, veramente. È un onore, un grande piacere, un grande onore essere qua stasera. Grazie. Con noi ancora Giancarlo Andretta, Uno e Trino, perché l'abbiamo diciamo, già sentito in rappresentanza di altre associazioni, questa volta invece rappresenta un'associazione diversa di quella dalle prime, che si chiama Kein des Retisseurs. Sì. Ci vuole dire anche in questo caso di che cosa si occupa la sua associazione? La Chaîne des Rôtisseurs è una confraternita gastronomica, come le dicevo prima, la più antica al mondo, perché è stata fondata nel 1248 quando San Luigi, re di Francia, ha dato il permesso ai propri cuochi, erano les joailliers, cioè quelli che facevano le oche allo spiedo, di costituirsi in confraternita. Confraternita è durata fino all'avvento di Napoleone, il quale poi ha sbaraccato tutto ed è stata rifondata nel 1950. Lo scopo è quello di diffondere il gusto per la buona tavola e per il giusto e buon bere.
Visto che prima ho parlato del baccalà, quest'anno abbiamo fatto un evento, abbiamo rispolverato un'antica ricetta dei primi del 1700 di uno stoccafisso cotto allo spiedo. Abbiamo dovuto fare 4 tentativi prima, però al quinto è stata una cosa soddisfacente, anche perché se la ricetta si era persa vuol dire che non era un granché. Quindi il problema è stato di riuscire ad avere qualcosa di cotto allo spiedo che comunque rimanesse morbido, cosa che lo stoccafisso già di partenza non ha. Ancora grazie. Prego. Grazie a voi. Abbiamo con noi Denis Pantini, ricercatore di nomisma, che è intervenuto questa sera a questa iniziativa per promuovere i prodotti di eccellenza delle regioni Calabria e Veneto. A lui vorremmo chiedere se manifestazioni, iniziative di questo genere possano in qualche modo favorire lo sviluppo dei prodotti dei territori delle due regioni in sede economica e commerciale. Innanzitutto devo dire che è stata una bellissima manifestazione e si sono degustati dei prodotti di eccellenza, e proprio perché sono prodotti di eccellenza ma molte volte sconosciuti, devono trovare proprio in queste occasioni di gemellaggio, di scambio culturale tra diverse regioni il veicolo per promuovere anche i territori, perché non dimentichiamoci che l'Italia, e anche in questo caso la Calabria, è ricchissima di produzioni di eccellenza che però faticano a trovare una collocazione sul mercato proprio perché sono di piccole quantità e poco conosciute. Il fatto di venire in una regione come il Veneto, dove invece è un ottimo bacino di consumo, portare prodotti di questo genere può sicuramente contribuire a valorizzarli ulteriormente, e ovviamente con altri scambi anche culturali che possono essere fatti per migliorare appunto il posizionamento di mercato di questi prodotti. Con il Presidente Magliocchi vorremmo tirare un po' le conclusioni di questa serata meravigliosa che si è svolta a Treviso nell'ambito di questo gemellaggio Calabro-Veneto per la valorizzazione dei prodotti di eccellenza delle due regioni. In particolare ovviamente noi teniamo molta attenzione all'olio e in particolare all'olio IGP di Calabria. La soddisfazione credo che sia più che ampia, perché quello che abbiamo visto stasera non può che farci enorme piacere, perché abbiamo vissuto e viviamo una giornata splendida, stupenda, di consensi, di condivisione di quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. Noi stasera abbiamo portato ovviamente, oltre al nostro olio che è la punta di diamante dell'agricoltura calabrese, abbiamo portato anche altri prodotti, perché con questo noi vogliamo anche sviluppare quello che è il nostro territorio, che sono tanti prodotti nel nostro mondo agricolo di eccellenza per quello che è il comparto agricoltura. Abbiamo portato i salumi, abbiamo portato i formaggi, abbiamo portato quelle che sono i fichi e tante altre eccellenze, anche del pescato, per cui chi stasera ha avuto modo di assaggiare questi prodotti conditi dal nostro olio IGP Olio di Calabria non ha potuto che apprezzare ed essere entusiasmato di avere conosciuto, di avere assaggiato, di avere gustato prodotti veramente unici nel suo genere e di averli egli stesso valorizzati con quello che era il suo palato e il suo gusto, perché chi assaggia i prodotti è il miglior intenditore del prodotto se lo apprezza. Anche dal punto di vista conviviale possiamo ritenerci soddisfatti, perché la cena è stata stupenda, i prodotti sono stati degustati e apprezzati, e devo dire che c'è stata anche una musica di alto livello che ci ha tenuto compagnia, tutto merito dell'organizzazione degli amici trevigiani. Beh, questo è più che assolato, perché quello che si è organizzato questa sera con gli amici di Treviso, con il dottore Sorrento, il dottore Bertolazzi, il maestro Efrican, che veramente con molta cura hanno organizzato questa serata e hanno fatto assaggiare questi prodotti, ma oltretutto hanno messo in risalto anche i prodotti della loro terra, cioè quello che è il prosecco,
i vini, l'aceto e tante altre cose veramente di eccellenza e di pregio di un territorio che è quello veneto. E questo gemellaggio, diciamo, che ha suggellato più che un gemellaggio di prodotti, anche un momento di amicizia, di rinsaldo di un'amicizia che si consolida negli anni e veramente si continua a perpetuare e ad allargare e ad avere tutta quella simpatia che l'amicizia sincera può esprimere. Ecco, la cosa più bella è anche questa, che non è solo un momento di assaggio di prodotti, ma è un momento di convivialità che unisce non solo i prodotti, ma anche a noi, anche il consumatore, e anche un rinsaldo di amicizia che ci fa veramente piacere. Adesso non ci resta che aspettare il ritorno di questa partita, ossia la venuta giù in Calabria da parte degli amici trevigiani, prevista per il prossimo inverno, quando porteremo tutta questa compagnia giù in Calabria a degustare, diciamo, le nostre specialità, soprattutto, diciamo, in tema di maiale, diciamo. Beh, ovviamente sarà il momento, ecco, di ringraziamento a loro e di riconoscenza a questa amicizia e a questa partecipazione, perché al di là di quello che sono stati gli organizzatori che hanno fatto una manifestazione veramente bellissima, ma c'è stata dall'altra parte una partecipazione di aziende e di associazioni che hanno voluto essere vicini a noi proprio perché hanno visto che abbiamo portato prodotti di eccellenza e abbinarli alle loro eccellenze, e questo è quello che ancora di più ci riempie di orgoglio, perché è una riconoscenza nei nostri confronti di avere da parte loro questa riconoscenza di lealtà e di amicizia. Allora non ci resta che chiudere anche questa puntata della nostra trasmissione e dare l'arrivederci ai nostri telespettatori.